Sei pronta? Sì. Amo, ti ricordi che parlavamo sempre della casa dei nostri sogni? Sì. Il nido d'amore. Il nostro castello. Il nostro castello. Sei pronta? 3, 2, 1 e voilà! Non dire niente perché ho capito che questa casa ti piace moltissimo. Ma che è sta cosa? Non ti piace? Amore, ma è degradata! Non è degradata, amore mio, è vintage. Amore, non ci sta la cucina! Come non c'è la cucina? Quella che cos'è? Ha subito una violenta deflagrazione, ma tecnicamente sempre cucina è. Amore, ma la casa dei nostri sogni c'aveva il giardino! C'aveva il giardino, invece noi siamo più furbi perché teniamo la villa comunale a 10 minuti a piedi a passo svelto, però non ti devi mettere i tacchi. La vuoi vedere la cosa che mi ha fatto innamorare di questa casa? La vuoi vedere? La vuoi vedere? E vediamola, vai. Ta-da! Amo, qui effettivamente c'è stato un qui pro quo, lo ammetto, perché avevo letto velocemente sull'annuncio vista mare e invece era vista male. Amo, non te la puoi piare come l'astigmatismo, cioè congenito. Il commercialista non è che mi può tenere in ballo. Ma che bella casa! Ma che ho fatto? No, non è per te, che qui nel palazzo sono molto sensibili all'udito che ogni rumore subito si lamenta. Sì, vabbè, effettivamente sei qui da poco. Da poco, sono 4 anni, Ciccio, cioè non ho mai visto chi abita nella porta accanto. Vabbè, dato che mo sono le 5 PM si può parlare. Può parlare, però parla piano, aspetta che chiudo la porta così perché sai come. Vedi, alla fine basso un minimo di accortenza e si. La cosa che mi dà più fastidio, che non ho visto come è fatto, no? Penso sia un maschio dallo scicchio. Inizia a pensare che sia un tipo, sai. Passo felpato. Devi andare vicino, hai capito? Ti devi far coraggio. Cazzo, Pasquale, hai fatto sta casa, Ti ho appena detto abbassa la voce, abbassa la voce, che bisogno c'è di gridare? Ma perché c'è problemi con i condomini? Oh, ma se uno fa bordello tutti i giorni, allora dice, vabbè, ragazzi, forse andatevene via. Ma se uno dice una parola ogni tanto, così come stiamo parlando di te, ma qual è il problema? Il problema a te non ti interessa, tu abbassa la voce. No, io adesso voglio capire qual è il Ma problema. non te ne incarica tu, abbassa la voce. No, Pasquale, tu mi devi dire qual è il problema. Questo è il problema. È arrivato Pasquale! Pasquale! Io mi facevo un problema, ma che fine hai fatto Pasquale? Mi fa pigliare una cosa, tanto mi fermo, ho preparato pure la barbecue. È arrivato Pasquale! Sali! Oh! Ma che è sto casino? Voi sapete che ha responsabilità per un palazzato? Ma chi? Ma che è? Pasquale! Pasquale, ma non ti ho visto passare! Ma non mi dicete niente voi! È tornato Pasquale! È tornato! Se voglio subito a pigliare una cosa vi denuncio! Ancora così state? Che vi avevo detto? Se fra 10 minuti non avete pulito tutta la stanza, ma pigli tutto il gioco e pure il joystick fra lui mesi, per dunque, guarda là, guarda. Finché sei in casa mia, valgono le mie regole, hai capito? Un nervoso mi fa venire. Ma perché io non posso avere la mia libertà? Io ho bisogno di spazio, capito? Ho bisogno di esprimermi, ho bisogno di esplodere. Ma se non esplode, ma quando esplode? Ah no, è oggetto. È oggetto. È oggetto. No. Sì o no? A me sti ricchi e poveri non mi convincono proprio niente. Ma sarà pure la prima cassetta che fanno, no? A pelle c'è qualcosa che non va. Ma chi se ne importi? Io sto parlando di problemi delle scienziate, sto parlando di libertà, tu mi parli di ricchi e poveri, ma chi sono? Ma io, quando faccio grande voglio avere una casa su lì, già sta solo. Solo voglio stare, solo. Ma è proprio tutta un'altra cosa. Oh no, oggi. Vabbè, non lascia stare che stai vedendo pure una casa in disordine, perché tra l'altro si è rotto pure la lavatrice. Non è che si è proprio rotta, mamma me l'ha spiegato, però ancora non ci capito il meccanismo, perché sono difficili queste lavatrici. Uno piano piano crescendo si impara, però la libertà è più importante, è importantissima, l'indipendenza. Oh no, è oggetto. È oggetto. È oggetto. Comunque a me sti ricchi e poveri non mi convincono proprio niente. Ancora? Sono passato 15 anni, ah! Appunto, su 15 anni non mi piace, non mi sto sentendo sempre, ma niente, non mi trasa. E oggi non suonano più i ricchi e poveri, ma anche i nipoti suonano. La musica è chiusa da parte. Vabbè, andiamo a mangiare. È cucinato? No, io no. Però mamma mi ha chiamato e ha detto che è pronto. Ah, quindi mamma mangerà tua mamma. Non mi hai sentito proprio. Ui che non mi hai sentito proprio. La libertà tua vita. E oggi c'ha diritto. Mamma, io vengo, mi pigli le ruote, mi porto, mi mangio e poi ti lascio un po' di pianerottolo. La libertà è importante oggi. Non avevo fratelli, sorelle o parenti stretti in quella parte di paese. È tornato. Oh, cosa è successo? Io non ci vado più, non ci vado più, basta. Ma cos'è successo?
poveretto, oggi c'era la riunione di condominio. Sì, la riunione di condominio. Ancora cosa scusa della riunione di condominio? Ma ancora che ci caschi. Non è che mi voglio mischiare nelle cose vostre che di coppia va bene. Però te lo devo dire. Te lo posso dire? Secondo me c'è la Marte. Riunione di condominio, dai, che sono 3 cose. Da 60 anni sono sempre le stesse. L'ascensore, il parcheggio e l'antenna. Sono robe che si svolgono in 20 minuti. Dai, alle 2 di notte. La riunione di condominio. Ma che sarà mai? Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto al giovane Riccardo Bettechella, nostro nuovo condomino. Abita con noi da un mese, la sua prima riunione di condominio. Primo punto all'ordine del giorno, tinteggiatura muro del cortile. Oh, e ovviamente la spesa sarà divisa secondo le quote millesimali. È una formalità, scusate. Allora, solo per una formalità, tutti favorevoli? Scusami papà se ho dubitato di te. Signora Rinaldi Rosetta? Ci sono arrivate un sacco di segnalazioni, ma che state friggendo? Si sente la puzza fino in fondo alla strada. Fino in fondo alla strada? Mannaggia. La settimana scorsa si sentiva fino in fondo alla piazza. Ora i crevicciarelli in coppa e panchine. Ma pezzavano un naso. Chissà chi ha fatto sta frittura. Come gliela adorerò paese. E attenzione a dirci che so io. Voi pure vivete da sole, eh? Guardate ste casacche come sono mappicciate. Vabbè, ho capito, levatevele. Così mentre voi spezzuiate un poco, io ci faccio una passata con ferro.